Tanti bambini per l'ultimo saluto ad Alessandro sono i compagni di classe della scuola primaria che con un cuore rosso in mano accolgono l'arrivo del feretro di Alessandro per l'ultimo saluto, dopo che venerdì scorso a 7 anni è morto soffocato per aver addentato un palloncino di plastica che è scoppiato, ostruendogli le alte vie respiratorie. Immediati soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare. Davanti alla chiesa di Sant'Arcisio a Ghizzole, frazione di Monte Galdella, i bimbi salutano Alessandro con un cuore rosso che tengono in mano. Con loro le maestre, i genitori, tanti cittadini a stringersi attorno alla famiglia. Nell'omelia Don Michele fa una premessa: non possiamo nemmeno immaginare il dolore della famiglia, però la fede può essere un sostegno. Vogliamo affidarci al Signore, affidare le nostre vite a Lui che ci doni lo Spirito che conforta, che dona forza, che aiuta ad affrontare anche questo momento. Vogliamo affidare l'innocenza di Alessandro alla misericordia del Signore, perché nella sua bontà lo accolga nell'eternità. Sulla bara di legno chiaro tanti fiori bianchi, la famiglia ha donato gli organi di Alessandro, ha regalato un defibrillatore alla scuola, ha raccolto offerte per le attività scolastiche che saranno organizzate in memoria di questo bimbo così sfortunato da inciampare in un banale incidente. Non doveva proprio finire così.